sabato e domenica. Iniziamo con un convegno, con un incontro incentrato sul tema della globalizzazione dell'identità culturale, con l'auspicio di riuscire a chiarirne significato, problematiche, eccetera. Abbiamo il piacere di avere con noi a parlarne il professor Ulderico Bernardi, il professor Amerigo Manesso, Edoardo Zarelli, Cesare De Michelis e Daniele Ungaro. Nelle prossime 2 giornate avremo anche una mostra del libro dell'editoria locale, uno spettacolo musicale e teatrale domani sera di Ricky Bizzarro e Mirko Artuso e una seconda tavola rotonda assieme agli editori e agli autori locali e agli operatori del settore domenica sera sempre alle 18:30. Lascio subito la parola a chi ha qualcosa di più interessante da dire e a Maurizio Ventura. Grazie Alberto Trentini e grazie per questa opportunità che viene data alla città di Treviso. Treviso allo specchio, specchio delle mie brame. In questo specchio c'è questa dinamica, questo rapporto spesso conflittuale ma necessario tra il locale e il globale, con questa globalizzazione che incombe, con la crisi finanziaria che ci ha fatto capire fino a che punto può penetrare nei gangli vitali della nostra vita quotidiana, ma anche con questa spinta forte, emersa anche dalle ultime elezioni europee, verso l'identità culturale, nazionale, l'identità locale. Ecco, noi parliamo con 5 autorevoli studiosi che da diversi punti di vista affrontano da anni, ragionano da anni su queste problematiche. Io non voglio rubare tempo a loro e comincerei subito andando a quello che è la genesi del ragionamento che vorremmo fare questa sera. Io vi chiederei una definizione sintetica a ciascuno di voi che cos'è la globalizzazione, anche per capire le diverse sensibilità dei diversi punti di vista da cui vi ponete. Cominciamo in ordine come vi siete sistemati. Allora, Daniele Ungaro, docente universitario, adesso arriva il microfono, abbiamo anche le vallette, non velline ma vallette. Allora, Daniele Ungaro, docente universitario a Teramo e a Trieste. Voglio ricordare, ve lo citavo prima, un testo suo del 94 in un volume Mare di guerra, era Identità e differenza, le radici socioculturali ed etnonazionalismi conflittuali. Vi dicevo sull'ex Jugoslavia, ma lui si interessa anche oggi soprattutto del rapporto tra ambientalismo e movimenti sociali. Ecco, per Daniele Ungaro, cos'è la globalizzazione? Come la definirete? Sinteticamente è un grande processo di spoliticizzazione, nel senso che molte scelte che fino a 20-30 anni fa venivano prese da organi democraticamente legittimati, governi, parlamenti, sovranità nazionali, eccetera, vengono prese da meccanismi impersonali che prendono decisioni importantissime ma senza un controllo di legittimità sull'europeo. Benissimo. Cesare De Michelis ha preso una casa editrice universitaria e l'ha fatta diventare la Marsilio e basta il nome, oltre a tante altre cose, dalla Biennale, alla Fenice, a Goldoni, alla letteratura moderna che insegna Padova. Anche lei, globalizzazione, cos'è questo misterioso termine che però ci invade ogni giorno? È il riconoscimento di una condizione che la modernità ha reso evidente, ma che resiste alla modernità, che siamo tutti figli dello stesso padre, che apparteniamo al genere umano, perché l'eguaglianza tra gli uomini è un elemento forte di riconoscimento. Naturalmente la globalizzazione è riconoscere la libertà del movimento, la possibilità di girare attorno al globo senza vincoli, il minor numero di vincoli possibile. Tutto questo ha posto e pone problemi, come abbiamo testé sentito, molto difficili nel rapporto tra democrazia e controllo, però cerchiamo anche di immaginare che queste difficoltà esistono anche in altre forme di dimensione. Non è la globalizzazione che produce questa difficoltà, è la partecipazione democratica quando si allarga che produce difficoltà di controllo tra la polis greca
con l'assemblea nella piazza e qualunque altra forma di controllo democratico, c'è sempre una mediazione più complessa di qualche istituzione. Ecco, avete già visto, già è cominciata una dinamica dialettica tra posizioni, perché la globalizzazione, essendo termine decisamente ampio e vasto, contiene dentro molte cose. Edoardo Zarelli, allora fondatore della casa editrice Arianna, anche lui con questo gusto per l'ambientalismo, addirittura leggo, con proposte di stili di vita e cultura proprio legati a questa visione particolare. Quindi globalizzazione cosa per Zarelli? Approfitto, seguendo la filologica delle rappresentazioni della globalizzazione, per entrare già in una differenziazione di interpretazione, perché